Buongiorno a tutti, oggi siamo in località Cormons sul Monte Quarin. Quello che faremo sarà un po' un'esplorazione perché partendo da qui ci sono diversi sentieri. Noi ne abbiamo studiato uno e ve lo spiegheremo lungo il percorso. Stiamo percorrendo il sentiero che porta alle rovine del castello. Il panorama è eccezionale e il percorso è ben segnalato con i cartelli illustrativi. Terminata la salita raggiungiamo questo parchetto dove ci sono anche panchine e tavoli per fare un picnic. Allora, dopo aver girato intorno alla torre bisogna prendere questo sentierino che è un po' nascosto in mezzo agli alberi. Eccoci arrivati al bosco di Plessiva, è un percorso molto semplice, adatto veramente a famiglie con i bambini e adesso lo vedrete, ma è molto bello. Allora, usciti dal bosco di Plessiva incontriamo alla nostra destra i segnali che portano al Monte Quarin. Questo qua è il fratello che ho aperto proprio della sua cartina. Che era buonissimo, l'osso collo era eccezionale, porca miseria, veramente ottimo. Allora, facendo il percorso incontriamo la società agricola Belischek, dove ci siamo fermati a bere 2 calici di vino eccezionali. Poi loro vendono anche salami, cotechini, le loro carni di produzione propria e sono veramente ottime. Se passate per di qua, consiglio nostro, fermatevi volentieri perché veramente è un'azienda ottima. Allora, break carta tabacco. A questo cartello qui bisogna andare sempre diritti. Allora, a 300 metri dal segnale che vi ho indicato bisogna prendere questo sentiero. È importante perché noi abbiamo fatto 3 volte andare e ritornare perché non riuscivamo a capire da che parte si saliva. Non ci sono cartelli, ma fate come riferimento questa morsa, quella roba lì che non so che cos'è, ma questa casa qua abbandonata. Da qui si sale. Allora, poi proseguendo tenete come punto di riferimento questa torretta di avvistamento. Poi il sentiero prosegue per di qua. Allora, anche questo percorso lo abbiamo concluso, vi rimandiamo alla nostra cartina tabacco così ve lo spieghiamo per benino. Allora, eccoci qui alla carta tabacco, il giro che abbiamo fatto oggi è il seguente. Allora, una volta lasciata la macchina nel parcheggio, abbiamo iniziato salendo le scale che portano alla Madonna del Soccorso. Da lì si prende le indicazioni per il Monte Quarin, dove troverete i resti del castello. Dietro il castello c'è un percorso che è questo tratteggiato in nero
che scende, arriva fino a questo punto dove girerete a sinistra e inizierete a seguire le indicazioni per Brazzano. Noi siamo arrivati fino alla strada statale. Girando a destra siamo arrivati al parcheggio del Bosco Plessiva. Una volta oltrepassato il bosco si arriva all'altro parcheggio. A questo punto, girando a destra, si inizia a intraprendere questo percorso. Qua c'era l'azienda Agricola, agricola. dove ci siamo fermati, sì. Andando leggermente avanti, dopo l'azienda, si gira a destra, si inizia questo percorso. Bisogna stare molto attenti a questo punto, che si va dritti. Qua c'è la casa abbandonata, si gira a destra, si arriva fino a questo punto dove c'è la strada di nuovo asfaltata, si va dritti e si ripercorre questo sentiero fino, sì, che poi è la strada asfaltata, fino al parcheggio. Fino ad arrivare al parcheggio. Benissimo, con questo il video termina e noi vi ringraziamo, speriamo che vi sia piaciuto. Come sempre, se vi fa piacere, iscrivetevi al nostro canale, che ci serve per capire se i video vi interessano oppure no, e ci vediamo al prossimo. Un forte abbraccio da Gianluca E Cristina. Ciao.